Ciao ragazzi, oggi voglio farvi conoscere l'Ormeasco di Pornassio, che è un vino che nasce da queste uve in provincia di Imperia, dove mi trovo, proprio a Pornassio, nella punta di un triangolo, una sorta di cul-de-sac enologico, perché la Francia è qui davanti a me, a 10 km. La provincia di Cuneo invece è da questa parte, di là del colle, e sembra che questo vitigno arrivi proprio da lì. Perché sono qui? Perché se vi ricordate, qualche tempo fa vi avevo fatto conoscere Marco e Giorgio, due imprenditori che hanno deciso di smettere le vesti dirigenziali che hanno occupato per tanto tempo e di investire il loro talento nell'agricoltura di questa terra, rivalorizzandola, dando lavoro a decine di persone e riqualificando il territorio, acquistando aziende che altrimenti sarebbero andate abbandonate, come questa nella quale mi trovo, quella dei signori Gugliarame. Sono stati loro, diverso tempo fa, a piantare queste vigne, l'hanno vista crescere, hanno fatto il vino per tanto tempo e adesso hanno ceduto l'azienda a Giorgio e a Marco per dare una continuità. Andiamo a sentire allora questi due bravissimi signori. Voi da quanto tempo lo coltivate? Noi direttamente, noi due, sono più di 50 anni che coltiviamo qua, però già la nostra famiglia produceva vino Ormeasco che commercializzava già sulla piazza di Imperia dal 1862. Quindi che cosa rappresentano queste viti, questo vino per voi? Presenta tutta la nostra storia, la nostra passione, perché noi siamo stati nei vigneti a coltivare la vigna e poi a fare il vino proprio per passione, perché tutte e due facevamo altri mestieri e dedicavamo il nostro tempo libero da sempre alla vigna. Cos'è per lei adesso venire qui e entrare in questo vigneto sapendo che c'è un futuro? Sapendo entrare in questo vigneto, come prima sensazione c'è un po' di, non dico tristezza, ma un po' di magone. Però pensando al futuro, che è stato, come si è innanzi detto, è stato consegnato a un'azienda che ha le nostre modalità di coltivazione, i nostri pensieri sul territorio, sulla coltivazione, sul tipo di coltivazione del vigneto, sulla garanzia e sul contenimento dei fitofarmaci senza l'uso di diserbanti e roba del genere, come abbiamo sempre fatto noi, mi risolleva un attimino. Tutto è nato un giorno, siamo andati per caso a Pornassio, devo dire anche un po' controvoglia, no? Perché è un po' fuori mano rispetto ai classici giri e ci siamo perdutamente innamorati di quella zona. È una zona con un'esposizione incredibile, con queste vigne che stanno lì dal 1300, una micro DOC, una delle più piccole d'Italia, sono 30 ettari in tutto, di cui una quindicina lì a Pornassio, e fanno un vino eccezionale. Oltretutto è una zona che ha tutte le carte regola per diventare un grande vino. Perché si sa, per fare un grande vino non serve una grande cantina, non servono grandi attrezzature, ma serve tutta la parte agricola, quindi avere un buon terreno, una buona esposizione, le vigne di un certo tipo, e qua abbiamo tutte le carte in regola perché lo diventi. L'Ormeasco di Pornassio è un vino di montagna rosso, quindi un vino particolarmente intenso, forte, robusto, un po' come lo spirito di questa terra. E in più pensate che sebbene il disciplinare preveda un limite massimo di resa per ettaro pari a 90 quintali, loro, i signori Gugliarame, ma adesso anche Pec, non superano i 70-75 al massimo, per una resa, quindi una concentrazione ancora più forte. Anche da lì arriva l'intensità del vino. Ma soprattutto è una storia che continua, questo è il bello, questo è il motivo per cui sono venuto qui. Pensate che se Marco e Giorgio non fossero intervenuti, acquistando, rilevando l'azienda, probabilmente questo vigneto, questo territorio lo avrebbe perduto. E perdere una coltivazione significa rischiare di perdere per sempre la gestione di un territorio che invece si basa su un ecosistema molto delicato. Questo vino che carattere ha? Ha un carattere molto robusto, molto robusto come voi, come noi,
sia per la gradazione alcolica, sia per il grado di acidità fissa, sia per le caratteristiche che ha all'invecchiamento. E quindi Sì, dicevo, poi comunque ha la sua caratteristica è che siamo in montagna e volere o no sentiamo anche l'influenza del mare, per Certo. cui anche il vino ha la salinità del mare, oltre ad avere tutti i profumi della montagna, quindi dei frutti di montagna, delle more, Certo, certo. dei lamponi, aggiungiamo quindi quello, è una quindi diventa molto caratteristico come vino. un vino universale allora, che unisce mare e monti. È un mare e monti, certo, è universale. Ma l'avventura enologica di Giorgio e di Marco non si è limitata soltanto all'acquisizione del vigneto. Quella è la fonte di approvvigionamento della materia prima. Si sono spinti oltre, hanno proseguito nella filiera e hanno comprato anche una cantina storica, la cantina Lupi, che si trova a Pieve di Teco, a pochissimi chilometri dal vigneto che avete appena visto. Ed è qui che l'uva viene trasformata e diventa vino, diventa Ormeasco di Pornazio. Ma non solo. Ma qui soprattutto c'è Alex, l'enologo, e qui c'è anche la storia della sua vita, raccontata anche attraverso un bicchiere di vino. Quando assaggio un bicchiere di Ormeasco sento il territorio, sento la passione di noi viticoltori che coltiviamo questo antico vitigno su queste colline dolci all'apparenza ma molto dure dal punto di vista lavorativo, e questo vino racchiude tutto questo sforzo che noi facciamo all'interno di un bicchiere. E di Alex che cosa dice questo vino? Alex, questo vino diciamo che è stato uno dei primi rossi a cui mi sono approcciato con la mia carriera enologica, e quindi sono molto appassionato di questo vino, che è uno dei, se non è il primo, è uno dei rossi più importanti in Liguria, sicuramente a livello di potenzialità di invecchiamento, e quindi è una parte di me, come è parte di me questo territorio e questa azienda. Perché non si esce da questi confini? Non si esce da questi confini perché purtroppo i produttori sono pochi, gli ettari vitati sono diminuiti a discapito di altre culture, perché è sempre stata una zona in cui chi coltivava le vigne erano comunque persone che lo facevano veramente per passione, soltanto che gli anni passano per tutti, e quindi c'è stato un po' un non ricambio generazionale da parte della mia generazione, e quindi tante vigne si sono perse, i numeri sono diminuiti, quindi c'è meno quantità di prodotto a disposizione per il mercato, e non tutti i produttori magari hanno la forza e anche la volontà di andare a ricercare mercati che magari valorizzerebbero di più questo prodotto. E quindi per quello siamo ancora un po' chiusi in questi limiti, ma sicuramente è un processo che sta per finire, perché comunque l'Ormeasco sta crescendo sia a livello qualitativo, che è la cosa più importante, ma anche a livello di nome, e quindi speriamo che tra qualche anno non sia un rosso poco conosciuto, ma diventi uno dei rossi di punta della Liguria. Sì, purtroppo questo territorio è un territorio diciamo un po' dimenticato, no? Nel senso che comunque sia il paese di Pieve di Teco che di Pornassio non sono nei flussi turistici, sono poco visitati. C'è una fortissima tradizione contadina qua in questa zona, e le persone da cui abbiamo rilevato l'azienda, i fratelli Guglielame, che sono attaccatissimi alla cultura, ci stanno, diciamo, trasmettendo questa cultura. Noi piace pensare di aver un po' raccolto quella che è la loro eredità, ed è compito nostro, come abbiamo già fatto, come stiamo facendo anche con Lupi, di dare un proseguo, quindi diciamo raccogliere, continuare, valorizzare e continuare a investire sul territorio per andare ad alimentare quella che è la nostra mission, che è la valorizzazione del territorio. Come si fa a costruire una visibilità più importante per un vino con una produzione così limitata? Diciamo che la cosa interessante è che il vino è capace di scrivere il territorio. Se tu riesci
come dire, a preservare la biodiversità della terra, e la Liguria ha molta biodiversità. Riesci a mettere dentro un bicchiere di vino tutto quello che senti, tutto quello che vedi, quelli che sono i profumi e i sapori della terra. Sicuramente il bicchiere di vino nelle mani dei consumatori, che oggi sono comunque sempre più attenti, sempre più esperti e sono in grado di riconoscere quelle che sono le sfaccettature del vino, può generare del traffico, può generare delle visite, può generare comunque della curiosità su un territorio che si merita davvero tantissimo, perché è spettacolare. Ti senti fortunato a poter rimanere qui, Sì, in questa terra? penso che questa terra mi abbia dato tanto, adesso io sto cercando di ridare a lei attraverso questi prodotti, attraverso l'ormeasco soprattutto, ridargli ciò che mi ha dato lei, però sì. Ma quindi ci sono 2 versioni di ormeasco? Sì, in realtà ce ne sono più di 2, perché c'è l'ormeasco classico, l'ormeasco superiore, Certo. che fa almeno un anno di affinamento e dà una resa più bassa, e poi abbiamo lo Chaquetra. Lo Chaquetra, Chaquetra. che sarebbe? Chaquetra è un nome ligure che vuol dire tira e togli. E fondamentalmente lui è nato perché i contadini nel passato, quando facevano l'ormeasco, dovevano attendere un anno perché il vino fosse pronto. E quindi cosa facevano? Quando buttavano l'uva in pressa nei vari torchi, l'uva faceva uno sgrondo. Questo sgrondo lo mettevano da parte e gli serviva, visto che veniva subito pronto, per, diciamo, il loro Certo. autoconsumo. Perché non si buttava via niente, Non si buttava via niente. come nel maiale. Esatto. E quindi questo è lo Chaquetra, togli Questo è lo e tira. Esatto. È un chiaretto a tutti gli effetti. Però questo pensate che era il previno dei contadini. Marco, io ti ringrazio, un brindisi alla vostra imprenditoria nel mondo del vino. Torneremo sicuramente a trovarvi, perché questi ragazzi, ti chiamo ragazzo, Grazie. hanno veramente tante altre storie da raccontare. Cin cin con lo Chaquetra, tira e togli, ma intanto mandiamo giù. Cin cin. Sì, sì.